Oh, finalmente sono riuscita. Non riuscivo ad andare in diretta, infatti io vi parlavo, visto che c'era qualcuno collegato e chiedevo: "Mi vedete? Mi vedete?" Evidentemente non riuscivo a trasmettere. Comunque adesso sembra che il problema sia risolto, mi dice che sono dal vivo da 20 secondi, dunque direi che, tutto bene. Allora, buonasera, buonasera, vedo che, si stanno unendo a noi alcuni amici. Dunque confido che le connessioni non mi abbandonino di nuovo e che si possa fare questa benedetta diretta. Allora, come state? Tutto bene? Oh, vedo anche dei nomi nuovi comparire nell'elenco, ma vedo anche delle care amicizie. Benissimo. Allora, comincio intanto a salutare i presenti. Antonio, buonasera. Buonasera Marietto, buonasera Maria, buonasera Chiara, Cassiopea, Giuseppina, Tiziana, Ionela, un'altra Tiziana. Bene, mi fa tanto piacere, vedere che, ci sono anche alcune domande. Dunque sono contenta, di appunto di potervi poter passare un po' di tempo insieme. Allora, qui sono anche le sibille, siamo quasi pronti, mentre aspetto appunto che arrivino anche altri amici, vi ricordo alcune cose importanti. Ehm, Abbiamo completato l'ebook Abbondanza e radionica. Che cos'è questo ebook? È un ebook personalizzato che contiene circuiti radionici. Io non so quanti di voi conoscono la radionica, ma la radionica è una straordinaria, meravigliosa disciplina che lavora con le onde di forma per appunto condizionare in modo, si intende, sempre favorevole il testimone, che a sua volta, essendo rappresentante di una persona o di un oggetto o di un essere, di un essere vivente in genere, dunque un animale, eh, aiuta e contribuisce appunto al miglioramento in base appunto alle onde di forma applicate. In questo ebook lavoriamo sulla prosperità e l'abbondanza, dunque sono sicuramente cose che tutti desideriamo avere nella nostra vita, non inteso proprio come oggetti fisici. È chiaro che poi abbiamo dei bisogni, abbiamo delle necessità o ci piace avere delle cose, ma la prosperità e l'abbondanza sono sicuramente aspetti della nostra vita che desideriamo appunto integrare e continuare a mantenere e perseguire. Dunque, diciamo che questo ebook, che viene appunto personalizzato con la rata radionica della persona che lo commissiona, aiuterà a lavorare proprio sull'abbondanza e la prosperità in varie direzioni. Dunque fatevi questo regalo per Natale o regalatelo a chi amate o soprattutto a chi può apprezzare la radionica. Per chi non ci conoscesse, abbiamo da anni un sito che regala gratuitamente circuiti radionici per aiutare insomma le persone in varie circostanze della vita. Dunque andate sul sito www.ilcapitano.altervista.org, visitate la sezione PDF gratuiti e visitate anche il nostro e-shop. Questo ebook chiaramente che tocca un tasto così importante e che viene fatto personalizzato appositamente, ha un costo di 75 euro. Dunque non esitate a regalarvi una copia e a lavorare per la vostra prosperità. Bene, detto questo, vi ricordo che abbiamo anche tanti altri strumenti, ve ne mostro uno che è quasi addirittura di arrivo, siamo quasi pronti a spedire i prossimi, e questo è un ciondolo molto bello che viene anche questo caricato con dei programmi di difesa, anche questo è personalizzato e si può programmare anche con vibrazioni specifiche e personali, nel senso che ciascuno può decidere, per esempio, di lavorare
su aspetti o del carattere o del proprio corpo, perché magari vuole imprimere al proprio corpo delle vibrazioni, delle energie diverse, oppure apportare per esempio le vibrazioni necessarie a raggiungere un obiettivo, uno scopo. Dunque il ciondolo con tutti i programmi di difesa ha un costo di 150 €, arriva poi con la sua catenella, il sacchettino e quant'altro. Mi raccomando, anche questo è interessante e ogni programma aggiuntivo ha un costo di 10 €. Bene, ho detto tutto, anche perché ci avviciniamo a Natale. Se non sapete che regali fare e volete un bel talismano, ricordatevi di questo. Se invece volete lavorare sulla prosperità, sull'abbondanza, ricordatevi dell'ebook. Se invece vi va di sentirmi, ricordatevi che faccio consulti privati a pagamento. Benissimo, detto questo, andiamo avanti, comincio a rispondere. Come sempre vi ricordo di mettere il vostro nome e la vostra data di nascita, il nome e la data di nascita della persona per la quale mi state facendo la domanda e una domanda precisa, non fate 2 domande, tanto io rispondo solo a una. Non fate doppia opzione perché così non riusciamo a far lavorare correttamente le sibille. Detto questo, andiamo a rispondere alle prime domande. La prima domanda è di Katia. Chi mi ama in segreto? Non mi esce il nome e cognome, Katia, posso provare a vedere se c'è qualcuno che ti ama in segreto. 28 febbraio 75. Allora, c'è qualcuno che ama in segreto Katia? Katia, c'è un gran signore che ti ama in segreto. È caduta una carta, adesso vediamo un po' di rispondere. Allora, è un taglio un po' particolare, Qui abbiamo vedovo amante, ma c'è anche caduta la carta del Gran Signore, dunque possiamo dire che un uomo c'è di sicuro, magari più di uno, comunque sembra il corteggiamento di un uomo solitario. Adesso vediamo meglio la stesa. Allora, Katia, in passato, con queste 3 carte, soprattutto le prime 2, temo che tu abbia incontrato un cantastorie, un menestrello dei sentimenti. Ritengo che con falsità e artista qualcuno ha sicuramente adoperato il suo fascino su di te, ma un fascino che probabilmente esercita da una certa posizione sociale o lavorativa che ha e che dunque lo fa sentire forte, capace. Aveva anche delle qualità, però all'inizio insomma, come ti ho detto, è stato un menestrello. Tra l'altro con superbia e morte, devo dire che poi comunque è finita magari nemmeno tanto bene. Comunque al momento denaro, leggerezza, tormenti, malinconia, sospiri, malinconia, secondo me c'è una persona mai distante, questa persona sta lontano e dunque la situazione non è certo delle migliori, però io lo vedo che in qualche modo ci sarà questo contatto e l'attesa, un'attesa che non è più un tormento, un'attesa che però è gioiosa, come di qualcosa che sta per avvenire. È chiaro che con Nemico e Omaggio di Preziosi dovrai fare un po' di attenzione perché sembrano spuntar fuori degli ostacoli imprevisti che possono far sfumare un'opportunità, ma comunque con la carta della lettera di sicuro il contatto telefonico o per messaggi o una notizia comunque arriverà. Dunque direi che in questo momento c'è una persona lontana, ma lo vedo venire da te, ok? Lo vedo venire da te e avere molta determinazione a vederti e a incontrarti. Attenta, non so, questa vecchia signora così agguerrita chi sia. Oh.
Andiamo avanti. Vediamo un po'. Tiziana, amore tra me ed Ale. Dovete formularle un po' meglio le domande, perché questo, cioè vuoi sapere come va l'amore fra te ed Ale, suppongo. Vediamo, però fate meglio le domande, perché già vi devo dare risposte su cose che non so, se anche devo indovinare la vostra domanda, cioè nella vostra mente è chiara, nella mia io devo leggere deve essere tutto chiaro, ok? Allora, Sibille, ditemi l'amore tra Tiziana e Ale. Anche qua vi prego di mettere i nomi interi. C'è un'occasione di incontro. Allora, ascolta, non benissimo, Nemico, stanza, ladro, allegria, amante. Allora, questa prima linea, questo passato sembra quasi che voglia dire che questo incontro con Ale sia avvenuto mentre c'era già qualche altra situazione in corso. Oppure che mentre già stavi con Ale è subentrata un'altra persona, ma mi sembra più che sia Ale l'amante della situazione, probabilmente è arrivato in un momento in cui avevi delle difficoltà, oppure l'intimità con un eventuale partner di quel momento non era più tanto convincente. Comunque, è stato bello essere corteggiata da lui, sei rinata. Allora, viaggio, amore, vedo che viene da te, come diceva il taglio, anche se c'erano carte diverse. Vedo che c'è l'intenzione di venire, il progetto di venire c'è, però disgrazia, malato, vecchia signora, qui è una linea un po' particolare, non è che conosco la vostra storia, posso dirti che ho la sensazione che nel prossimo periodo possa esserci qualche problema, qualche imprevisto, che ovviamente ti porterà un po' di abbattimento, forse anche un dispiacere, però probabilmente l'imprevisto renderà difficile il viaggio. Ma vedo che poi comunque viene superata questa difficoltà. Vedo che all'inizio la prendi male, ma poi si trova una soluzione, vedo che poi c'è l'incontro. Tutto sommato l'esito è veramente scoraggiante, gelosia, vedovo, militare, malinconia. C'è sicuramente qualcosa, ma l'esito non mi dice proprio niente di buono. Dunque ci sono dei segreti, delle gelosie, delle discussioni, rimpianti. Oh, guarda, non c'è una carta bella nell'esito. Mi dispiace. Allora, dunque saluto Marina, saluto Stella, Emanuela, Sara, Stefania, Rosalba, Maurizio Antonio, Nicola, Rosalba, Doris. Bene, allora andiamo avanti e vediamo un po' di rispondere a Stella, che però si chiama Azzurra. Buonasera Hilde e Marietto, posso chiederti se Stefania 25 aprile 88 e Pepper? Proprio Pepper si chiama, ok, 18 luglio 78, in futuro continueranno la loro storia o no?
Ah no, Stella Azzurra. Mamma mia che reintonation. Va bene. Allora, scusate che sento dalla regia il Marietto che scrive. Ok, allora saluto il Marietto che si congeda, grazie per la collaborazione, grazie per esserci stato. Rispondo dunque, sì, ci sentiamo domani. Allora, rispondo a Stella Azzurra, se Stefania e Pepper continueranno la loro storia. Allora, diamo spazio alle sibille, che è la cosa più importante. Allora, ma sembrerebbe che continui, perché c'è comunque, grazie alla donna maritata, una continuità. La donna maritata è una carta di stabilità, di preservazione. Dunque direi che almeno al taglio possiamo supporre che la cosa continuerà. Artista poi comunque mette l'accento sulle qualità, diciamo così, anche di quest'uomo, però secondo me a tener duro è più eh, Stefania. Ma sì, io non vedo carte di interruzione, non ci sono carte di rottura. Qualche dispiacere, una lontananza, sì, nel passato soprattutto, come se ci sia stato un corteggiatore o un corteggiamento, o magari sta dicendo sono lontani i tempi del corteggiamento, ma eh, oppure può mettere in guardia, vedete, purtroppo non è che so, ho elementi a parte la domanda che mi fate, dunque potrebbe anche potrebbero parlare di un corteggiatore lontano, virtuale, che si è inserito, diciamo così, nel loro ménage. Non è una roba pericolosa perché non c'è la figura del ladro. Scusate, in genere, se compare il ladro, allora già la situation è in corso o comunque ha veramente una pericolosità rispetto alla coppia ufficiale. In questo caso qua si parla di un corteggiamento, che è un flirt che continua in questo momento e che ovviamente porta pensieri, ma anche un dispiacere. Allora, io penso che comunque possa essere superato questo momento, soprattutto nel prossimo periodo, sebbene l'abbattimento possa sembrare serio, in realtà c'è proprio una ripresa. Sono proprio carte favorevoli, non vedo una rottura e nell'esito. Sicuramente ci sarà qualcosa che verrà fatto un po' per opportunismo, però poi costanza, belvedere sono belle notizie. Come dicevo, la donna maritata è una carta che garantisce continuità, qualcuno che comunque anche se viene adulata o una persona che viene adulata o un uomo che viene adulato, comunque che sceglie la propria famiglia. Dunque non vedo per il momento una rottura, magari avverrà più in là. Vediamo un po' di rispondere a Sara. Buonasera Hilde, vorrei sapere sempre novità riguardo mia figlia per l'anno nuovo. No. Aspetto ancora risposta dal giudice. Allora, vediamo.
Vediamo allora che cosa hanno da dire le sibille sulla tua situazione. Vediamo. Sara, 5 settembre 97. Grazie. Mm. Cominci a scoraggiarti veramente tanto, eh? Vediamo un po'. Allora, l'avvocato era molto positivo su questa situazione, era anche incoraggiante, vedi, è una linea molto, molto bella, questo è l'avvocato, l'attesa, anche forse pensavi anche già alla riuscita, comunque o contavi che questo avvenisse prima, c'è nella prima linea. Al momento, vedi, ci sono degli ostacoli negli incontri proprio ufficiali, un qualcosa che comunque non è dato che la nemica non è soltanto una figura fisica, una persona in carne e ossa che crea disturbo o ostacoli o fastidio o che spettegola, potrebbe comunque voler dire anche qualcosa del genere, che magari sono arrivate delle cose, degli elementi nuovi che creano disturbo, difficoltà, elementi intendo legati alla vostra situazione, o qualcosa che è stato sottovalutato o che ancora non è venuto fuori, però può anche voler dire che appunto ci sono oggettivamente degli ostacoli. In effetti la situazione non la vedo sbloccarsi nel presente. Ci sono ancora delle attese, l'attesa di agire nel momento giusto e comunque con apertura nemica e nemico in chiusura, diciamo che non è un momento molto propizio e favorevole, dunque bisogna volare un attimo basso e lascia correre, non richiamare su di te l'attenzione ora. Vedovo, ladro, bambino, vedi che c'è qua? Comunque stanno cercando, secondo me, proprio di portarlo via. Non vedo nel prossimo periodo c'è qualche tentativo di non è, cioè capisci, ci sono degli ostacoli effettivamente nei confronti della figlia, ostacoli che provengono sia da fattori esterni sia da qualcuno che cerca proprio di prendersela o prendersela. Forse hai detto figlia, giusto? Sì, la figlia. Allora, militare, ammalato, riunione. Dunque, sai, sono carte belle e pesanti, c'è da lottare qua, non ti devi abbattere, c'è da lottare, alla fine arriva un esito positivo per te, però veramente devi avere pazienza, non è dietro l'angolo e non ti devi scoraggiare, soprattutto stai in guardia perché ci sono delle cose che non so come sia possibile, anche perché non so a che punto siete del procedimento, però ci sono delle cose che agiscono nell'oscurità, ok? Comunque devo dirti che l'esito secondo me sarà favorevole per te, però nonostante una consolazione ci sarà comunque un momento di difficoltà, però secondo me qualcuno intercederà in tuo favore, va bene? Ora andiamo avanti, vediamo la prossima. La prossima è Stefania. Vorrei sapere Giovanni, 14 marzo 80, cosa prova per me e se ritorna. Meno male che hai messo la tua data. 30 novembre 79. Ok. Allora vediamo.
Adesso no. Scusate, hanno bussato alla porta. Allora, vediamo un attimo per Stefania. Allora, cosa prova Giovanni per lei se torna? Vediamo. Eh. Mh. Beh, al momento non penso, al momento è bloccata la situazione. Vediamo un po'. Non penso che torni subito. Allora, ci sono una serie di figure e dunque faccio un po' fatica a capire i vari ruoli, non conoscendo la storia. Anche perché alcune carte figura, personaggio, diciamo così, possono voler dire anche delle altre cose. Però le figure qua in gioco sono tante, dunque un gran signore, bambino, ammalato, riunione giovane fanciulla. Allora, io penso che a mandarlo in crisi sia stato l'incontro con una persona più giovane. Mh? Dunque, anche se lui per certi versi a volte vuole tornare, poi ci sono delle cose che lo mettono che creano ostacolo in qualche modo. Mh? Allora, quello che prova, non lo so, mi sembra molto arrabbiato. E comunque, c'è qualcosa che non anche la confusione. Dunque, altra carta personaggio che però può parlare del luogo di lavoro è questa. Mh. Dunque, diciamo che faccio fatica anche a capire questa, se la donna maritata sei tu o se è un'altra persona. Dunque, ehm, premesso le cose già dette, vedo che comunque potrebbe esserci un tentativo, vedi, un una strategia, un approccio, un tentativo di rimettere a posto le cose, ma c'è ancora ci sono ancora delle gelosie, delle arrabbiature, c'è qualche frustrazione, ci sono ancora dei sentimenti negativi tra voi. Vedi queste confusione, anche certe notizie che arrivano, che generano pettegolezzo, generano confusione, non danno un grande aiuto, però la carta della costanza è una carta nettamente positiva. Dice che chi la dura la vince. Invita a perseverare, a non a sperare, perché la speranza è ancora un'altra cosa. Dice proprio di restare salda nella tua posizione, nella convinzione che le cose si possono sistemare e di agire, secondo questo pensiero. Dunque tu devi stare, al tuo posto, tranquilla, perché secondo me comunque questa carta ti darà soddisfazione in qualche modo. Ora, come ti dicevo, non so se la donna maritata sia tu, cioè se sei tu la donna ufficiale o chi, però dopo un periodo, dove probabilmente ha vissuto una parentesi fasulla, secondo me torna.
mh, dovresti avere un risultato. Però ci sono delle difficoltà, ancora non è il tempo, devi pazientare, non torna subito. Allora, rispondo ancora a Rosalba adesso, vediamo. Rosalba, 22 agosto 57, cosa prova Corrado? 19 settembre 55. Vediamo cosa prova Corrado per Rosalba. Allora, cosa prova Corrado per Rosalba? Sembra intanto un'amicizia destinata a crescere e a dare sorprese. Cioè, intanto parte da una buona base, che è la base dell'amicizia in una coppia, secondo me è la base più forte che ci sia. La coppia e i membri della coppia devono prima di tutto essere grandi amici l'uno dell'altro, altrimenti nel tempo diventeranno veramente delle paglie al piede uno per l'altro, ma se c'è rispetto, amicizia, può solo diventare sempre meglio. Allora, lettera, scusate, leggerezza, fortuna, nemica, pensiero. Allora, io ora sinceramente so poco e niente anche di Rosalba e Corrado, poi questa sera è la serata dei nuovi e questo mi fa tanto piacere chiaramente perché mi piace poter dare questa occasione a tutti. Dunque, non so se sia nato tra voi come dire, in un secondo tempo, significa già con alcune relazioni chiuse alle spalle, no? O magari qualche matrimonio concluso, o se siete sposati da una vita. Qui io dalla tua domanda non te lo so dire, però quello che ti posso dire è che ci sono delle comunicazioni verso un luogo lontano, messaggi verso un luogo lontano, qualcosa di piacevole, però attenzione perché la carta della nemica eh, parla di o chiacchiere fatte che si consumano alle spalle, oppure veramente degli ostacoli o delle difficoltà che non si vedono nel momento in cui, cioè quando c'è la nemica in un punto della stesa, avvisa della presenza di ostacoli non visibili, come possono essere delle chiacchiere fatte alle spalle oppure delle vere e proprie situazioni complicate ad arte da parte di qualcuno. Dunque io in questo momento non so dirti quale delle due cose sia avvenuta nel passato, però qualcosa c'è stato e ha dato pensiero oppure ha spinto a cercare una soluzione. Ammalato, amore, sacerdote, artista. Allora, sembra che comunque questa persona, visto che la domanda gira intorno a cosa prova, si direbbe che comunque ha dei momenti di sconforto questa persona qua, o dei momenti in cui vede il problema più grande di quello che è, magari si perde nel famoso bicchiere d'acqua, oppure veramente non sta tanto bene, è nella linea del presente. E anche se c'è un bel sentimento, che magari è, come dire, un misto fra un principio di innamoramento e l'attrazione, questo nel caso in cui vi siate conosciuti da poco, ma anche, come dire, sempre una serie di corteggiamenti che lui ti fa, comunque questo periodo un po' difficile diciamo che lo ha raffreddato, perché la carta del sacerdote è la raffigurazione di un uomo freddo,
o comunque distaccato dalle faccende materiali o che ha un atteggiamento un po' rigido, saturnino, un po' solitario, però sempre molto deve essere una persona comunque che ha della conoscenza, magari è una persona comunque che ama studiare, oppure una persona che è molto istruita. Mh. Allora, vedere allegria. Comunque, è in attesa o sarà in attesa, mh, ma si bloccherà. Non lo so. O si scoraggia l'idea che possano esserci altri corteggiatori, ci sarà un momento in cui sarà un po' frenato, però questa è una carta che promette degli inizi, promette un qualcosa, dunque possibilmente c'è, o magari siete sposati da una vita e questo può anche parlare dell'arrivo di un nipotino. Io non so, non conosco molto della vostra storia, solo quella semplice domanda: cosa prova Corrado? Allora, la risposta comunque qua nell'esito. Ci sono dei momenti in cui magari non sempre vi capite nella conversazione, no, dunque qualche ostacolo che sembra che si crei un pochino, ma, fedeltà a casa comunque parla appunto di un sentimento molto solido e molto intimo che vi aspetta o che ancora c'è nonostante tutto. Dipende sempre se siete una coppia nuova o in procinto di diventare una coppia, oppure se siete già collaudati. Bene, anche per te è arrivata la risposta. Allora, io vi ringrazio per aver partecipato ed essere stati in mia compagnia fino a qui. Devo, devo salutarvi, vi invito però a tornare o venerdì sera alla mia diretta e trascorrere di nuovo mezz'ora insieme, oppure e perché no, entrambe, di tornare anche mercoledì sera alla diretta del Marietto, dove spero saremo insieme a tenervi compagnia e a darvi risposta. Io vi ringrazio tantissimo, vi abbraccio e vi ricordo che se volete un consulto privato a pagamento, il consulto ha una durata di 45 minuti e un costo di 20 €. Non faccio consulti a tempo, non è che se fate meno domande costa meno, perché qualcuno mi ha chiesto: ma se faccio meno tempo? Io sono abituata a lavorare così, se volete meno tempo sta a voi, ma comunque il costo è 20 €, altrimenti vi usate tutto il tempo che vi do a disposizione. 347 8702 622, contattatemi appunto se vi va di stare 45 minuti con me e farmi domande. Grazie come sempre e buon proseguimento. Buonanotte a tutti, vi abbraccio uno ad uno. Ciao!